La donna li aspettava fuori, intanto i due uomini erano dentro che rubavano. Pareva il copione già scritto dell'ennesimo furto in serie, invece per una volta ha avuto un finale diverso dal solito, la storia del colpo notturno in un bar di Fiume Veneto, ultimo in ordine di tempo della lunga sequenza di raid ladreschi avvenuti in queste ultime settimane nel Pordenonese. Il palo della banda è stato acciuffato e i suoi due complici potrebbero avere le ore contate. Decisivo l'intervento dei carabinieri, della locale stazione e dell'aliquota radiomobile di Pordenone con il supporto dell'elicottero dell'Arma. Erano le 3 del mattino quando l'allarme è risuonato al Ciao Ciao in Viale della Repubblica. I malviventi erano determinati a compiere un'azione fulminea, il tempo di forzare una finestra sul retro, scassinare i videogiochi e arraffare le monetine, ma le pattuglie sono arrivate prima del previsto. Una 25enne, romena incensurata, è stata arrestata in flagranza nel parcheggio dall'altra parte della strada. Nel frattempo sono scattate le ricerche degli altri due, furfanti che giovedì si erano finti clienti del locale, come rivela la titolare. Hanno consumato, hanno giocato un po' le macchinette e evidentemente hanno guardato il bar, ma sì, niente di che. E dopo evidentemente stanotte era il momento giusto per colpire. Un fatto che amareggia i residenti. Come dappertutto i paesi, secondo me. Solo che ultimamente qua a Fiume l'hanno battuta. Dovrei mettere delle leggi più severe. Molto più severe. E la caccia ai ladri continua.